E un bentornato all'appuntamento con la pallavolo femminile Serie 1. Siamo in campo al Palatricoli di Jesi per assistere a gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto del campionato Findomestic Volley Cup 2006-2007. In campo appunto le padrone di casa della Monteschiavo, Banca Marche e Jesi contro le ragazze di Manu Benelli, ovvero la Minetti Infoplus Vicenza. Una partita, come dicevamo, valida come gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto. Gara 1 è stata vinta 4 giorni fa proprio dalla Monteschiavo Banca Marche Jesi per 3-0. Se stette in campo per quanto riguarda la Monteschiavo Banca Marche Jesi ci sono delle piccole e grandi novità, ovvero in regia rimane Nelly Marinova, ma opposto a lei non è Elisa Togut, quest'oggi in panchina, parte dalla panchina, ma Elisa Cella al centro, Heather Baun e Raffaella Calloni. In posto 4 Rinieri, Jacqueline, libero Isabella Zilio. Per quanto riguarda Vicenza invece la formazione è quella titolare, ovvero Dalligna, Korcik, Arrighetti, Paccagnella, Angeloni, Takahashi, libero De Gennaro. Queste quindi le formazioni in campo. Intanto il punteggio di questo primo set vede parità 2-2 con Elisa Cella al servizio. La sua battuta è lunga su Angeloni. Dalligna per la seconda linea di Korcik, buona la difesa di Rinieri, arriva in qualche modo Zilio, però non riesce a recuperare il pallone. Terzo punto per Vicenza. Vicenza che va a servire con la schiacciatrice giapponese Miyuki Takahashi, il servizio in salto. Fa ricevere Jacqueline Marinova, palla spinta per Jacqueline che trova però il muro della centrale vicentina Stefania Paccagnella. Quarto punto per la Minetti Infoplus Vicenza, che va così a conquistare il primo mini break di questo incontro e di questo primo set. Ancora con Takahashi al servizio, ancora un servizio in salto sempre su Jacqueline Marinova. Questa volta sceglie Baun, che viene però difesa bene dalla giapponese Takahashi. Poi il fallo in palleggio è dell'opposto Ivana Korcik
Terzo punto Monteschiavo, che va a servire con la brasiliana Jacqueline Maria Pereira de Carvalho. Suo servizio Gianflot sul libero De Gennaro. Poi l'attacco al centro di Paccagnella è out. Si ritorna in parità 4-4. Sempre Jacqueline al turno di battuta. Questa volta fa ricevere Angeloni, che va anche ad attaccare questo pallone, in cui è brava però Zilio ad arrivare. La palla è altissima per Rinieri. Salta al massimo Simone Ranieri Dennis e trova un buon diagonale che consente alla formazione di Marcella Abbondanza di portarsi al primo vantaggio di questo incontro. 5-4. Ancora Jacqueline. Questa volta problemi di ricezione per Vicenza con Takahashi, poi De Gennaro serve Kurcik, il suo appoggio è su Jacqueline. Marinova può ricostruire per Ederbaum, mani out. Nulla da fare per Vicenza, quarto punto consecutivo della formazione jesina. 6-4. Jacqueline De Gennaro, problemi per lei, Bagher, Dalligna, Angeloni, Murata difende però bene De Gennaro, poi Baun approfitta di una imprecisione della difesa della Minetti Infoplus Vicenza. Settimo punto Monteschiavo, addirittura il quinto punto consecutivo per la squadra di casa, che va ora a servire con Jacqueline. C'è un pallone in campo, ovviamente segnalato dal guardaline, si ripete il servizio, sempre punteggio di 7-4 per la Monteschiavo nei confronti della Minetti Infoplus Vicenza. Gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto 2006-2007. Ancora Isi al servizio, ancora Jacqueline. Eccezione di Takahashi sui 3 metri, Dalligna, la palla è per la seconda linea di Kurcik, non riesce a fermare la palla al muro Ederbaum, quindi c'è il punto per Vicenza, il quinto, 7-5 in questo momento nel corso di questo primo set dell'incontro. Una partita importantissima. Siamo infatti giunti dopo la lunga fase regolare alla fase dei playoff. Per molte squadre si tratta dell'inizio in pratica della stagione, la parte più importante. Intanto si va sul punteggio di 8-5 con la Monteschiavo, che per prima arriva a quota 8 e c'è quindi il primo time out tecnico dell'incontro. Si riprende a giocare nel primo set fra Jesi e Vicenza, gara valida come partita numero 2 dei quarti di finale playoff, in cui Jesi conduce per 1-0 avendo vinto in casa di Vicenza, per la verità ad Imola, la gara numero 1 con il punteggio di 3-0. 8-6 intanto in favore della Monteschiavo Banca Marche Jesi, che vorrà ricevere sul servizio di Dalligna. Poi l'attacco di seconda linea di Jacqueline è un punto. Il punto numero 9 per la formazione di Marcello Abbondanza. Servizio raffidato alle mani della regista bulgara Marinova. Riceve De Gennaro. Dalligna per Angeloni, contiene il muro di Jesi, poi arriva Zilio. Marinova all'indietro per Elisa Cella, buona la difesa di De Gennaro, poi può ricostruire Jesi. Marinova per Calloni, il suo pallone in due tempi viene quasi difeso dalla Minetti Infoplus Vicenza, che poi comunque non riesce a raccogliere questo pallone. Decimo punto per la Monteschiavo, tenta così l'allungo già in questo inizio di primo set. Marinova, Angeloni sui 3 metri, Dalligna ancora per Angeloni, il suo pallonetto, arriva Cella ma non riesce a tirare su il pallone. Si erano tuffate in due le ragazze della Monteschiavo, insieme ad Elisa Cella c'era Isabella Zilio. Nulla da fare comunque per la difesa della Monteschiavo. Settimo punto per Minetti Infoplus Vicenza, 10 i punti della Monteschiavo. Vicenza che ora al servizio con Angeloni. Non va il suo servizio Gianflot, che si ferma sul nastro della rete e concede così alla Monteschiavo l'11° punto di questo primo parziale, con Simona Ranieri Dennis al servizio. Eccezione ancora di Angeloni, viene presa parecchio di mira dal servizio della Monteschiavo e poi finalizza Ivana Kurcik in questo diagonale da posto 2, che porta così in casa vicentina l'8° punto di questo primo set. Arrighetti,
Zilio, Marinova per Calloni, il suo pallone termina però abbondantemente fuori. Errore della centrale Raffaella Calloni, che quest'oggi è entrata in campo da titolare, a differenza di quanto avvenuto in gara 1 in cui Iliana Petkova era partita nel sestetto iniziale. Arrighetti. Nulla da fare per il suo servizio che termina sul nastro. 12° punto per la Monteschiavo, 9 i punti di Vicenza. Raffaella Calloni, sezione di Angeloni in difficoltà, poi Dalligna per Takahashi, buono il suo attacco ma viene però difeso da Rinieri. Ora ci prova Elisa Cella, fa buona guardia il muro della squadra ospite, ancora Takahashi, ancora il muro della Monteschiavo, però il pallone questa volta termina fuori. Sono gli applausi di Manu Benelli, allenatrice della squadra vicentina, che sale in questo momento a quota 10 punti, a -2 dalla Monteschiavo. Kurcik, il servizio è su Jacqueline, ancora lei questa volta però impegnata in attacco con il 13° punto di squadra. Pallone affidato alle mani di Elisa Cella, quest'oggi titolare al posto di Elisa Togut. Takahashi, murata, quasi murata, 1 da Marinova, ancora Takahashi e ancora muro, questa volta però il muro termina out. Sala quota 11, la Minetti Infoplus Vicenza, che rimane comunque agganciata al punteggio delle avversari. Inquadrata è ora Miyuki Takahashi, al suo secondo anno in Italia, al suo secondo anno a Vicenza. Ricordiamo che la schiacciatrice giapponese è la prima dopo moltissimi anni a giocare in Italia. Merito ovviamente al patron di Vicenza, Giovanni Coviello. Jacqueline Takahashi, Dalligna per Paccagnella, non riesce la difesa di Isabella Zilio, che quasi riceve in faccia questo pallone. C'è il 12° punto per la squadra vicentina, che ricordiamo alla fine del regular season ha perso la possibilità di giocare nel proprio palazzetto per problemi burocratici o per accordi fra il comune e la società della Minetti. Ha giocato gara 1 dei quarti in quel di Imola, in un palazzetto fra l'altro molto pieno di gente, cosa che ha fatto ovviamente molto piacere a Coviello e a tutta la Minetti Infoplus Vicenza. E intanto punto di Etherbaum, punto numero 15, 15-12, punteggio in questo primo set fra Monteschiavo e Minetti. La stessa centrale americana va a servire, il suo servizio in salto. Ancora una volta un servizio sbagliato, errore di Baun al servizio, 13° punto per Vicenza. Esce ovviamente dal campo Baun per far posto al libero Isabella Zilio. C'è Dalligna che mette a segno un ace vincente. Dalligna in servizio, fa scorrere il pallone Rinieri pensando fosse out, in realtà è nettamente in campo. Questa volta invece esce il servizio di Dalligna. 16° punto Monteschiavo contro i 14 di Vicenza. Si va così al secondo tempo di sospensione tecnica di questo primo set. Riprende il gioco primo set, Iesi Vicenza, quarti di finale playoff, gara 2. Si riparte con un fallo a muro di Rinieri. 15° punto per Vicenza. Tenta di spiegarsi la schiacciatrice di Iesi con il tecnico Abbondanza, ma di fatto Vicenza è arrivata a ridosso delle giocatrici di Iesi. Addirittura in questo momento arriva in parità dopo che Iesi è stata in vantaggio anche per 4 lunghezze nei confronti di Vicenza. Tutto da rifare per le ragazze di Abbondanza, che ora sono a quota 16, così come le loro avversarie, ovvero le ragazze di Manu Benelli della Minetti Infoplus Vicenza, che ora però subisce questo punto messo a segno da Simona Rinieri. Una combinazione da posto 2, ma c'è un cambio. Esce Veronica Angeloni, entra Metea Ikic, la giovanissima schiacciatrice promettente che entra appunto al posto di Angeloni. Subito messa in difficoltà dalla ricezione dalla battuta di Rinieri, però ottima la sua ricezione che consente un perfetto gioco al centro
di Dalligna. 17° punto anche per Vicenza, parità, 17 pari, primo set. Arrighetti, il suo servizio su Calloni. Marinova per Jacqueline, lungolinea che termina out di poco. Chiedono il tocco a muro le ragazze di Abbondanza, così non viene ravvisato dal primo arbitro, quindi il punto è per Vicenza che torna al comando. 18 Vicenza, 17 Iesi. Calloni vincente con questo pallonetto dal centro, riporta la situazione in totale equilibrio, 18-18. Calloni, difficoltà Ikic in ricezione, però riesce comunque a difendere, a ricevere un ottimo pallone, cosa che non riesce poi in maniera perfetta alle sue compagne di squadra in fase di ricostruzione. 19° punto Iesi che torna in vantaggio e Manu Benelli chiama time out. Di nuovo in campo con Calloni al servizio, la ricezione di Vicenza è buona e permette così a Dalligna di smarcare molto bene la sua schiacciatrice Miyuki Takahashi. 19 pari. Assegno Takahashi. Ivana Kurcik. Ricezione di Rinieri in difficoltà, ricezione di Iesi, poi Jacqueline tenta di rimediare, ma c'è il tentativo di difesa di Metea Ikic che però non riesce a recuperare questo pallone. 20° punto Monteschiavo, dopo che per un attimo ci sono state le proteste del pubblico del Palatricoli, subito smorzate da Raffaella Calloni, che ha ammesso che il pallone dell'azione precedente era effettivamente in campo. Intanto Elisa Cella, difficoltà e ricezione per De Gennaro, poi Paccagnella commette un pasticcio, il pallone non supera la rete. 21° punto Monteschiavo, sale a +2, ritorna con un mini break di vantaggio e Manu Benelli non perde tempo, chiama immediatamente il time out. Fasi cruciali del primo set, siamo 21-19 per la Monteschiavo nei confronti della Minetti Infoplus Vicenza, gara 2 dei quarti di finale playoff. Elisa Cella al servizio, decisione di Gennaro, Dalligna per Paccagnella che si rifà immediatamente dell'errore commesso in precedenza e porta a quota 20 la squadra di Manu Benelli. Torna così a -1 dalla formazione di casa di Marcella Abbondanza e manda Miyuki Takahashi in zona di battuta. Il suo servizio è un servizio in salto che va a cercare Jacqueline, che ora è impegnata anche in attacco con un pallonetto che viene però difeso da Vicenza. Può contrattaccare con Ikic, la giovanissima schiacciatrice di Vicenza, subentrata a Veronica Angeloni, mette subito il suo marchio in attacco e sigla la nuova parità dell'incontro, 21-21. Ancora Takahashi, stavolta riceve Rinieri. Marinova per Eterbaun, assegno la centrale stelle strisce. 22° punto per la Monteschiavo, di nuovo in vantaggio. Jacqueline riceve bene Takahashi, Dalligna per Ikic, il muro su di lei, controlla però la difesa di Vicenza, non fa la stessa cosa la difesa di Iesi, lascia sfilare questo pallone che porta il 22° punto in casa Vicenza. 22 Vicenza, 22 Iesi, primo set. Stefania Paccagnella riceve Jacqueline, Marinova per Baun, assegno Eterbaun. 23 Iesi, 22 Vicenza, ritorna in campo Calloni, ma c'è il doppio cambio chiesto da Marcella Abbondanza per la Monteschiavo Banca Marche Iesi. Entra Iliana Petkova al posto di Nelly Marinova ed entra anche Francesca Giogoli al posto di Eterbaun, quindi un doppio cambio che serve a Marcella Abbondanza e alla sua squadra per avere possibilità di attacco a 3 anche nelle prossime 3 rotazioni. Intanto con Francesca Giogoli al servizio, ricezione di De Gennaro, Dalligna, palla alta per Ikic, vincente Ikic. 23° punto per Metea Ikic, classe 1989. E 23 pari, non si fida più di tanto Marcella Abbondanza, che fa rientrare in campo Nelly Marinova al posto di Iliana Petkova.
Dalligna, Rinieri, ricezione al limite, ne approfitta Vicenza e mette così a segno il 24esimo punto. Vicenza passa in vantaggio, non solo, Vicenza ha in mano un set ball. Dalligna, Jacqueline Marinova per Rinieri, primo set ball annullato da Simona Rinieri, si torna in parità 24-24. Nelly Marinova, De Gennaro, Dalligna, palla alta per Korčik, il suo diagonale è in campo. Attacco in campo per Korčik. Ancora situazione di set ball per Vicenza che conduce 25-24 nel primo set di questo incontro. C'è il cambio intanto per quanto riguarda Vicenza, esce Takahashi, entra invece Manuela Caponi per alzare i centimetri al muro. Servizio per Ikic, sezione di Jacqueline Marinova ad una mano per Calloni, non riesce la difesa di De Gennaro. Di nuovo parità 25-25. Ritorna in campo ovviamente Miyuki Takahashi, le fa spazio Manuela Caponi. 25 pari, primo set, Rinieri, De Gennaro, Dalligna, Korčik, non riesce la retroguardia di Iesi a difendere questo diagonale dell'opposto vicentino. 26 Vicenza, 25 Iesi, ancora set ball a Righetti, Zilio, Marinova, Jacqueline, il muro su di lei, muro su Jacqueline e c'è il primo set conquistato dalla Minetti Infoplus Vicenza che conduce nei confronti della Monteschiavo 1-0. Ed inizia in questo istante il quarto set della sfida fra la Monteschiavo Banca Marche Iesi e la Minetti Infoplus Vicenza. Partita valida come gara numero 2 dei quarti di finale playoff scudetto 2006-2007, dopo che Iesi ha vinto gara 1 per 3-0 e sta conducendo questa partita per 2-1. Iesi infatti ha perso il primo set vinto appunto da Vicenza per 27-25 per poi dominare il secondo parziale 25-13 e vincere il terzo 25-17. Ora siamo quindi al quarto set sul punteggio di 1-1. Andiamo a vedere le formazioni schierate in campo. Per quanto riguarda la Monteschiavo, Marinova, Cella, Baun, Calloni, Jacqueline, Rinieri, Zilio. Vicenza invece schiera Dalligna, Korčik, Ikic, Takahashi, Paccagnella, Arrighetti ed il libero De Gennaro. 2-1 per Iesi con Elisa Cella al servizio. Sezione di De Gennaro in netta difficoltà, poi il bugger rovesciato di Ikic per un altro bugger, questa volta di Takahashi. Ricostruisce Iesi con Eterbaun, difesa questa volta da Ikic, poi Paccagnella spedisce il pallone di là e c'è il, diciamo così, quasi contrasto a muro vinto da Nelly Marinova, che in realtà si è trovata da sola a chiudere questo pallone sotto rete. Il terzo punto di Iesi, subito mini break per la Monteschiavo Banca Marche Iesi in avvio di questo quarto parziale. Ancora turno al servizio per Elisa Cella, il suo servizio come al solito è jump float su Monica De Gennaro, poi Dalligna il palla spinta per Takahashi, la combinazione funziona alla perfezione. Secondo punto per Vicenza, nulla di grave nella caduta di Simona Rinieri che si rialza senza alcun problema. 3-2 quarto set, 2-1 per Iesi. Korčik, out, il suo servizio non riesce a centrare il rettangolo di gioco. Quarto punto Iesi che rimane a +2 nei confronti della Minetti Infoplus Vicenza. Jacqueline, De Gennaro, Dalligna, seconda linea di Korčik, questa volta c'è la difesa di Jacqueline, poi c'è la spedisce altissimo, un pallone per Rinieri che però si fa murare da Stefania Paccagnella, un pallone comunque difficile, alto che veniva da dietro, brava comunque
la centrale di Vicenza a fermare la traiettoria del pallone di Simona Renieri Dennis. Terzo punto per Vicenza. Il pallone è nelle mani di Takahashi, riceve sui 3 metri Rinieri, che poi deve anche attaccare un lungolinea che però termina decisamente out. Di nuovo parità, 4-4. Doppio errore per Rinieri. Takahashi, riceve Jacqueline, Marinova per Baun, straordinaria Ether Baun. La stessa americana al servizio, la battuta piedi a terra e su De Gennaro. Da linea per Kurcik, trova il nastro, l'attacco di Kurcik, quindi sesto punto per Jesi, che ritrova il vantaggio di 2 punti nei confronti della Mineti Infoplus Vicenza. Ancora turno al servizio per Etherbaum, che sta servendo piedi a terra anziché in salto come di consueto. Ricezione di Takahashi, da linea per Paccagnella, il suo pallonetto, si tuffa Etherbaum. Quasi era arrivata a questo pallone, per poco non riesce, quindi ottimo il punto di Stefania Paccagnella, il quinto per Mineti Infoplus Vicenza in questo quarto parziale. Si attende il fischio dell'arbitro dopo l'asciugatura del terreno di gioco con Stefania Paccagnella. Fa ricevere Jacqueline, Marinova, Calloni, difesa, Calloni da Takahashi, poi Ikic di potenza in 2 tempi. Difende Marinova, poi Zilio per Rinieri, ancora una difesa di Ikic, arriva Arrighetti, poi Paccagnella, Jacqueline, Marinova per Calloni, questa volta vincente Raffaella Calloni, money out, che vale il settimo punto per la Monteschiavo Banca Marche-Jesi. 7-5, rimane con il mini break di vantaggio la squadra di Marcello Abbondanza in questo quarto parziale. Servizio per la sua regista Marinova. Prevedibile l'alzata di Dalligna per Arrighetti, non si fa pregare Rinieri, che la ferma a muro. 8-5, primo time out tecnico di questo quarto set. Si riprende a giocare quarto set, 8-5 per Jesi, ace di Nelly Marinova. Il pallone ha preso davvero una traiettoria molto strana, è scesa in un attimo e ha beffato la ricezione di Vicenza. Nono punto per la Monteschiavo, ancora Marinova, riceve Takahashi, da linea per Ikic, gran botta la sua in lungolinea, non riesce a difendere Nelly Marinova. Sesto punto per Mineti Infoplus Vicenza, che è sotto di una partita. Infatti Jesi ha vinto gara 1 di questi quarti di finale playoff e di 2-7-1 in questa gara 2. Il pallone corre lungo il nastro e poi termina in campo, nel campo di Vicenza. Punto per Jesi, 10-6. Più 4 per la Monteschiavo Banca Marche-Jesi, con una Vicenza che sta lentamente perdendo lo smalto che aveva mostrato nel primo set. E intanto punto per la squadra biancorossa, il numero 7 di questo quarto set, 10-7 a favore della Monteschiavo. Ancora una volta si asciuga il terreno di gioco. Metea Ikic, riceve Jacqueline, Marinova per la fast di Cella, arriva però la difesa di Rinieri dopo il muro di Vicenza, che può ricostruire, fa con Arrighetti, arriva Zilio, poi Rinieri per Jacqueline, fa difendere De Gennaro, da linea per Takahashi, il suo pallonetto, ma c'è infrazione a rete, tocca la rete Elisa Cella, ammette l'errore, se ne scusa con le compagne. Il punto e dunque per la Mineti Infoplus Vicenza, che sale così a quota 8 ed accorcia le distanze. -2 ora dalla Monteschiavo in questo quarto set. Riceve Jacqueline, poi buona la combinazione veloce fra Nelly Marinova e Raffaella Calloni. 11° punto per la Monteschiavo Banca Marche-Jesi, che torna così in attivo e manda la sua centrale Calloni in zona di battuta. Errore per lei al servizio
colpisce nettamente male il pallone. Nono punto per Vicenza, ancora 2 le lunghezze di distanza fra le due formazioni. Arrighetti, riceve Jacqueline, molto bene, Marinova per la stessa Jacqueline, combinazione ottima fra Marinova, Baun e Jacqueline. Nulla da fare per il muro difesa di Vicenza. 12° punto Monteschiavo, 12-9. Elisa Cella. E c'è il punto della Minetti con questo diagonale di Takahashi, bravissima a trovare un varco nel muro delle Jesine e a piazzare questo pallone sulla riga laterale del campo. Rimane agganciata nel punteggio la Minetti Infoplus Vicenza nei confronti della Monteschiavo. Vicenza che vorrà servire con Curci, che riceve Jacqueline di prima intenzione. Nelly Marinova, essendo in prima linea, si permette di toccare questo pallone e di mettere a terra il punto numero 13 della sua squadra in questo quarto parziale, con Jacqueline che vedete ora inquadrata pronta a servire. La sua battuta va a far ricevere Ikic, buona la sua ricezione, poi Kurcik, il pallone è molto avanzato, brava l'opposto di Vicenza a finalizzare questo pallone. 11° punto per la Minetti. Andiamo velocemente però a leggere le statistiche del terzo set. Da record Eterbaun con 9 punti, 1 punto per Rinieri, 3 per Jacqueline, a quota 4 Calloni, soli 2 punti per Elisa Cella. Per quanto riguarda Vicenza invece 2 punti sia per Kurcik, per Arrighetti, per Takahashi. A quota 3 invece c'è Paccagnella, un solo punto per Caponi e Ikic. 14-11 Iesi in vantaggio in questo quarto set. Conduce per 2-7-1 nei confronti della Minetti Infoplus Vicenza. Errore per intanto De Gennaro in ricezione. Poi c'è il pallonetto di Vicenza. Seconda linea di Jacqueline, lungolinea. Veramente molto bello da parte di Jacqueline Maria Pereira de Carvalho. 15° punto per la squadra di casa. Ancora un servizio per la statunitense Eterbaun, che preferisce servire piedi a terra e far ricevere Takahashi. Poi in bugger da linea per Ikic, spara l'ennesimo pallone out, la schiacciatrice croata. 16° punto Iesi, 16-11, si va così al secondo tempo di sospensione tecnica. Siamo nel quarto set della sfida fra Iesi e Vicenza. Iesi conduce 2-7-1, 16-11. Ottimo recupero di Baun nel frattempo, applausi da parte del pubblico di Iesi. Poi c'è il muro di Calloni nei confronti di Metea Ikic. Nulla da fare per Vicenza, che sta subendo un po' sotto tutti i fondamentali la squadra di casa. 17 Iesi, 11 Vicenza. Ancora servizio per Eterbaun, bravissima anche in difesa. Takahashi da linea, seconda linea di Kurcik, buono l'intervento di Elisa Cella. Poi tenta l'attacco Rinieri, non riesce, c'è ancora il pallone in gioco. Poi il pallonetto di Raffaella Calloni, che rimedia ad un'alzata così e così da parte di Marinova. Bravissima la centrale di Iesi. 18° punto della squadra di Abbondanza, 18-11, e c'è Manuela Benelli che chiama il time out. 18-11, quarto set. Eterbaun riceve Takahashi da linea, Paccagnella, a segno Paccagnella, non tiene la difesa di Jacqueline. 12 i punti di Vicenza in questo quarto parziale. Iesi a quota 18 e conduce, lo ricordiamo ancora una volta, per 2-7-1. Ha vinto anche gara 1 per 3-0 nei confronti di Vicenza in questi quarti di finale playoff scudetto di Domestic Volley Cup 2006-2007. 19° punto intanto per Iesi con Simona Rinieri Dennis, ma c'è il cambio ancora una volta chiesto da Marcella Abbondanza, che questa volta sostituisce le due palleggiatrici. Esce Nelly Marinova, entra Francesca Giogoli, entra quando è il turno al servizio, ed è subito vincente l'ingresso di Francesca Giogoli, che conquista un punto per la sua squadra grazie a questo ace. 20-12.
Ikic, diagonale perfetto di Ikic, che finalmente riesce a trovare il rettangolo di gioco dopo che nelle passate schiacciate aveva più volte sbagliato approccio sul pallone, ma c'è intanto una sostituzione chiesta da Manuela Benelli. Esce Kurcik, entra Caponi. Da linea il nastro aiuta il suo servizio, fa buona guardia però in ricezione Raffaella Calloni, e poi c'è l'attacco di Simone Ranieri Dennis in combinazione con Giogoli. Mettere a terra il 21esimo punto di questo quarto set per Iesi. Rinieri, servizio corto su Arrighetti, da linea per Ikic, arriva la difesa di Zilio, molto brava, poi Giogoli alza a Jacqueline, un pallone difficile che comunque la brasiliana riesce a finalizzare, ma qui c'è una notevole complicità nell'errore, da parte dell'errore in difesa delle ragazze di Benelli. 22esimo punto Iesi, 13 quelli di Vicenza in questo quarto set. Riceve Takahashi, da linea per Caponi, Jacqueline c'è, poi Rinieri sul muro di Caponi, ma c'è completa confusione in casa della Minetti Infoplus Vicenza, che lascia cadere inspiegabilmente questo pallone. 23esimo punto Iesi, ancora con Rinieri, riceve Takahashi, da linea, pallone a filo rete, ne approfitta nel migliore dei modi Elisa Cella. Minetti Infoplus Vicenza è ormai con la testa negli spogliatoi, mentre Iesi può avere numerose occasioni di match point a partire da questa con Rinieri. Riceve Arrighetti, da linea per Ikic, da posto 2, il muro su di lei. E si chiude così il quarto set con il muro di Jacqueline su Ikic. Quarto set vinto da Iesi, che significa vittoria anche del match da parte della Monteschiavo Banca Marche Iesi, che chiude così per 3-1 gara 2 dei quarti di finale playoff. Allora ricordiamo che gara 1 è stata vinta da Iesi per 3-0, gara 2 qui al Palatricoli, quella che abbiamo appena visto, terminata sempre a favore di Iesi con il punteggio di 3-1. Di conseguenza Iesi supera agevolmente i quarti di finale e accede quindi alle semifinali dei playoff scudetto 2006-2007. Incontrerà la vincente fra la Scavolini Pesaro e la Big Mat San Paolo Chieri. Molto probabilmente sarà un derby con la squadra di Pesaro. Appuntamento quindi alla prossima settimana con la pallavolo di Serie A1. Partita di ritorno di Iesi, un primo set molto bene, poi facciamo fatica a mantenere questo livello in questo momento, c'è anche sicuramente della stanchezza fisica, qualche problema fisico, la squadra era di nuovo cambiata, quindi insomma qualche problemino, però sono... Giochi di una volta, un'originale idea a regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 €. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 € a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.
Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.